La segherie veneziane di Aplis di Davar ha une testimonianze uniche dall'utilisi de risorse dal bosco e da filiere dall'en documentate in chiarnie, biel già dal 700, durante il dominio de Serenissime Repubbliche di Vignesie. La costruzione de segherie è dal 1755 e il progetto originale includeva il moulin, dos segheries e une piccole stalle. La località è stata fatto un grande recupero. La storia è importante perché la realtà di Aplis era una realtà composita, era una realtà di lavorazione di legname, di lavorazione, era un moulin, era una centrale, era la calcinaria ed era animai per fare attività varie. Qui è la segheria veneziana, che è un tipo di segheria particolare che si chiamava veneziana appunto perché era fatta e serviva per sé i legnami in una certa maniera. Il territorio è stato a suo tempo tutta la realtà comprata dal consorzio Boschi Carnici, quindi la proprietà è del consorzio che circa 15-20 anni fa ha inviato il progetto per il recupero di tutta l'area che era ormai in abbandono, ma in abbandono veramente in condizioni malmetute. Là è stato fatto un bel albergo, un albergo a 3 stelle, da poco è stato attivato anche servizi fitness e quindi che è funzionante e efficiente, hanno più di 40 posti letto. La particolarità delle segherie di tipo veneziano è stata il sistema di funzionamento, ma in Aplis si può schialare anche un'esposizione faunistica. Qui è stato fatto un intervento di recupero di tipo didattico che a me, quando l'ho visto, mi fa sempre pensare al Deutsches Museum di Monaco, dove hanno di questo tipo di ricostruzione, cioè a partire dal plastico fino al recupero dai apparecchiatori, dai manufatti. Qui effettivamente se una persona in grado di dare spiegazioni a un pubblico, dai visitatori, è tutta la materia per arrivare a spiegare tutto il processo che partisse dal momento che la taglia aveva abbattuta dal bosco, aveva sezionata, per quel che riguarda certi corsi di aga era questa tradizione della stua, cioè praticamente venivano fatte sfluitare la staglia fin per ora di una diga, questa diga veniva avvierta con un sistema di pernos, si virgeva e la staglia si partivano e si guadagnava il fondovalle con questo sistema. Dopodiché la roba si calmava, il fiume o il Riu diventava più lento e la staglia si arrivava fin da qui fatta sfluitare con la gente che in qualche maniera teneva controllato con i sapins e conduce che serviva per evitare che si infrontassero i troncs dai claps da gleri, eccetera, eccetera, e il tutto arrivava qui e veniva processata. E processata significava una serie di attività, scalavano da scelta, da sparz, da taglia, che diventavano barea, diventavano ligurin, ogni tocca diventava alche e qui fra l'altro hanno un'evoluzione dal movimento di tutti i macchinari, perché i macchinari erano partiti con una movimentazione di tipo tradizionale a mulino e l'ultimo manufatto che hanno lasciato è un canale con una turbina Pelton, quindi è un sistema più evoluto che sfrutta meglio la forza meccanica dell'aga per far girare tutto il macchinari.